Villa Spineda di Venegazzù, ore 9, inizia la giornata più lunga di Veneto Banca. Oltre 3.000 soci, tanta rabbia, i risparmi di una vita che rischiano di andare in fumo. Sul piatto un bilancio con un rosso record di 968 milioni e una perdita in 3 anni di 1.100. La tensione non può che essere alta dentro e fuori la tensostruttura. Un cordone importante di forze dell'ordine, uomini della sicurezza, controlli ai cancelli. Ma la dirigenza prova ad andare a testa alta, forte del risultato del primo trimestre 2015, un netto positivo per 49,6 milioni. Il presidente Francesco Favotto parla di un lavoro impressionante, chiede di accelerare sulla SPA perché così potrebbero esserci le premesse per raggiungere un risultato positivo già nel 2015. Quell'attivo del primo trimestre però piace anche al direttore generale dell'istituto Vincenzo Consoli. Un positivo di 49,6 milioni confermerebbe la qualità della banca. Se abbiamo tanti pretendenti, un valore c'è. Nell'ottica di una prossima aggregazione con altri operatori finanziari, Veneto Banca sarebbe una donna che non rimarrà senza marito. Io penso che se i dati trimestrali andranno poi a essere confermati in quelli di fine anno, si confermerà la sostanza di Veneto Banca, anche certe preoccupazioni verranno meno. Così il direttore dallo schermo, perché la stampa in assemblea è potuta entrare soltanto per pochi minuti, segno anch'esso di una tensione latente. In sala scatta anche il primo provvedimento, la riduzione da 5 a 3 minuti del tempo massimo per gli interventi, senza diritto di replica. Ho già tolto il 70% del mio capitale personale per dimostrare che non è giusto che voi vi teniate i miei denari e in cambio non date nulla. Signori, cercate di essere più educati con chi vi ha fatto crescere. Ho un po' contestato, tanto che mi sono portato via confischiato. Chi esce dall'assemblea è arrabbiato, risparmi e liquidazioni sono a rischio. Cos'era sta Allegri? Speranze? Ma io ne ho poche, sono un pensionato. Sono un azionista, sì, che aspetta da 3 anni i soldi che non mi devono. Cioè non riesco ad avere nemmeno una lira di quello che abbiamo chiesto. Chiamato la Consob, chiamato la BCE, chiamato tutti, non c'è verso. Cos'è che ha detto prima uno degli intervenuti? Che facciamo concorrenze alla Costa Crociere. Dito anche contro la dirigenza. Il presidente che prendeva 202.000 euro fino al 2014. Dopo il 2014 vedo che mi prende, se non sbaglio, 341.000 euro annui. Allora, se noi, come si dice, soci, dobbiamo fare dei sacrifici, dovevano farli anche loro. Rivedere riproposti gli stessi nomi, le stesse facce e non sapere se chi ha creato anche dei danni paga per questi danni. Poi qualcuno più fatalista o abituato al rischio finanziario. Sono rischi che si accetta quando uno fa un investimento, sai che può andare bene, può andare male, per cui speriamo che vada bene per il futuro. Non vale la pena di arrabbiarsi, si deve sapere cosa si va incontro. La giornata prosegue così, a tratti tesa e rassegnata.